Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Questa mattina è partita nell'ufficio sanitario della Questura di Pordenone la vaccinazione dei vigili del fuoco del Friuli occidentale Under 55, che interessa un centinaio di persone. Proseguono a Pordenone le vaccinazioni delle forze dell'ordine e degli operatori della sicurezza. Dopo il personale della polizia del Friuli occidentale, questa mattina è stato inoculato il vaccino anti-Covid al primo vigile del fuoco della città sul Noncello, nell'ufficio sanitario provinciale della Questura. La somministrazione, che richiederà un paio di giorni per essere completata, riguarda i circa 100 pompieri Under 55 del comando pordenonese, dove l'adesione ha toccato i 3/4 dei 180 dipendenti. Operativamente vuol dire garantire continuità nel servizio. Un vigile del fuoco in salute soccorre meglio. Sembra un'affermazione egoistica, in realtà è una condizione importante. Se vogliamo che i cittadini possano essere soccorsi con efficacia, dobbiamo avere operatori altrettanto efficaci nella loro forma fisica. Per noi la vaccinazione costituisce questo ed è importante per garantire un servizio pubblico essenziale. L'aver messo a disposizione le proprie risorse logistiche e di personale ha rappresentato, per il questore di Pordenone, Marco Dorisio, una vera e propria missione. Devo ringraziare assolutamente l'ufficio sanitario della Questura di Pordenone diretto dalla dottoressa Chiarelli, le collaboratrici, perché stanno appunto interpretando quella funzione, anzi quella missione di presidi sanitari sul territorio in affiancamento alle ASL e anche tutti quegli altri luoghi dove sono già partite le vaccinazioni. Questa proprio nell'ambito di perseguire quell'obiettivo, quella missione di vaccinarci. E sempre questa mattina il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha annunciato che entro la settimana potrebbe concludersi la vaccinazione delle forze dell'ordine e degli operatori della sicurezza del Pordenonese. Dopo i vigili del fuoco, i vaccini arriveranno in prefettura e dentro questa settimana potrebbe concludersi la vaccinazione delle forze di polizia e degli operatori di sicurezza del Friuli occidentale. A dirlo il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, che ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. Già è in corso la vaccinazione presso l'ALSFO della Guardia di Finanza che si concluderà oggi. E riguarda appunto sempre gli Under 55. I carabinieri che in base alle loro condizioni operative stabiliranno i tempi delle loro vaccinazioni. In settimana l'ASFO provvederà anche a chiudere le vaccinazioni per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Io penso che in settimana potremmo essere a buon punto, se non aver concluso, le vaccinazioni delle forze di polizia e del soccorso pubblico. Un risultato questo ottenuto grazie alla collaborazione interistituzionale tra azienda sanitaria, prefettura e forze dell'ordine. Sotto l'intelligente coordinamento del prefetto, di Sua Eccellenza il prefetto, la collaborazione interistituzionale tra azienda sanitaria Friuli occidentale e le diverse forze dell'ordine va avanti in piena collaborazione e pensiamo che questo modello sia un modello vincente, nel senso che abbiamo messo insieme le risorse, alcune vaccinazioni verranno fatte negli spazi e con il personale degli uffici sanitari presenti all'interno, in questo caso della Questura, in altri casi invece attivamente l'azienda sanitaria Friuli occidentale si recherà e si occuperà delle vaccinazioni. Questo è il caso della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Restiamo in tema di vaccini. Il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato che sono state aperte le agende vaccinali riservate agli insegnanti e agli appartenenti alla polizia locale, che possono prenotarsi attraverso CUP, farmacie e call center regionale. Le vaccinazioni agli insegnanti, dopo le criticità legate alla privacy, partiranno domani. I primi saranno i docenti legati all'azienda sanitaria Giuliano Isontina, seguiti sabato 27 da quelli del territorio dell'azienda Friuli Centrale, mentre per quelli del Friuli Occidentale l'appuntamento è per il pomeriggio di lunedì 1 marzo nell'ospedale di Pordenone. A oggi le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in regione sono 35.262 le persone che hanno completato il ciclo con il richiamo, mentre ammontano a 23.684 quelle alle quali è stata somministrata solo la prima dose. Andiamo alla cronaca. Nella mattinata di venerdì 19 febbraio, dopo una richiesta di intervento che segnalava una persona molesta nei confronti del personale, nell'area di servizio dell'A28 in comune di Porcia, la pattuglia della polizia impegnata nel servizio di vigilanza autostradale ha rintracciato il segnalato poche centinaia di metri dopo l'area di servizio. L'uomo, un quarantenne, è stato invitato a seguire gli agenti fino all'uscita di Sacile, dove è stato fermato. Il conducente della vettura, dalla quale usciva un forte odore di alcol, ha proferito
riferito poche parole sconnesse e con difficoltà ha mostrato i propri documenti. All'esame dell'alcol test il quarantenne è risultato avere un valore alcolemico 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge e per questo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato affidato al soccorso stradale. Voltiamo pagina. Nel mondo del teatro cerca la luce dopo crisi e rinunce. A un anno dalle prime chiusure e dai primi annullamenti di spettacoli, i teatri del Friuli Venezia Giulia hanno aperto le porte e acceso i fari. 2 ore di luci accese per illuminare un anno fatto di crisi e di rinunce. Il mondo dei teatri nazionali ha deciso di accendere un vero e proprio faro sulla situazione di artisti, compagnie teatrali e maestranze, da un anno praticamente del tutto fermi e bloccati dalle chiusure per far fronte alla pandemia. E così il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Verdi e il Kulturnidom di Gorizia, ma anche lo Zancanaro di Sacile, il Ristori di Cividale, il Sociale di Gemona, il Pasolini di Casarsa, il della Corte di Esopo e tutti gli altri teatri, dai più grandi ai più piccoli, hanno aperto le loro porte, acceso le loro luci, lasciando però i palchi desolatamente vuoti, così come sono da un anno a questa parte. L'iniziativa promossa dall'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo è mirata a chiedere al nuovo governo di tornare a parlare al più presto di teatro e di spettacolo dal vivo e che si renda pubblico un piano che porti il prima possibile alla riapertura in sicurezza di questi luoghi. Devo dire è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i comuni, vuol dire che c'è una voglia importante di ripartire. È stata una serata anche suggestiva, molto spettacolare, perché dei teatri erano illuminati in un modo veramente bello. Abbiamo illuminato tutti i nostri 27 teatri, quindi da Sacile a Monfalcone, a Prata di Pordenone, a Premariacco, Cividale. Ecco, tutti i teatri nostri hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa. E ricordiamo che è stata un'iniziativa che ha coinvolto tutto il Friuli, quindi ogni teatro del Friuli Venezia Giulia, compreso il Teatro Lirico, compreso tutti i teatri di Trieste, hanno dimostrato questa grande voglia di ripartire, di unire di nuovo in presenza pubblico e attori e diciamo siamo pronti a dare dei nuovi momenti di svago e di riflessione. Sono 26 i ristoratori che partecipano al premio Trivelli dedicato a Sua Maestà la Pitina. Ospitata dalla scuola alberghiera di Aviano, la giuria sta già valutando i piatti offerti che i concorrenti stanno proponendo nei loro locali. La Pitina torna a essere regina della tavola. Sono 26 i ristoratori che in questi giorni hanno inserito l'icona golosa delle Dolomiti friulane nel proprio menù e fino al 28 febbraio per partecipare alla 9ª edizione del premio Trivelli, la manifestazione enogastronomica lanciata nel 2012 dall'Ecomuseo Lisaganis e dai produttori di Pitina per sostenere il prodotto IGP. Tutto era già pronto lo scorso novembre, ma la seconda ondata del Covid-19, il lockdown e la zona arancione hanno costretto a sospendere tutto in attesa di tempi migliori, tempi che finalmente sono arrivati e la giuria sta valutando i piatti in concorso nello IAL Scuola Alberghiera di Aviano, che ha messo a disposizione i propri locali per permettere in totale sicurezza lo svolgimento del concorso. Una collaborazione, quella con la Scuola Alberghiera di Aviano, che verrà ripetuta nei prossimi anni proprio per portare la Pitina a scuola. Questo premio sta rivestendo un'importanza straordinaria per tutto il territorio perché cerca di valorizzare un prodotto che è stato riscoperto ma che sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto tra i ristoratori che partecipano al concorso che hanno imparato a proporlo nelle loro cucine, nei loro ristoranti. E per l'associazione naturalmente è una missione che si è data da tempo, il fatto di recuperare antiche sapienze per poi tramandarle alle nuove generazioni. La pitina, che deriva dalla trasformazione delle carni di ungolati, era un tempo una necessità e una prova di resilienza e anche per questo è stato scelto dalla sussistenza alla resilienza come sottotitolo del convegno che per tradizione si tiene nel giorno delle premiazioni. Il convegno, che quest'anno avrebbe dovuto aver luogo a Cavasso Nuovo, a causa del coronavirus sarà trasmesso, così come la premiazione, in modalità telematica. Ci rifaremo in autunno, promettono gli organizzatori, quando si darà il via all'edizione del decennale, Covid permettendo. Chiudiamo con l'avventura capitata a un pescatore pordenonese che al largo di Lignano si è battuto in un numeroso branco di delfini. Guarda che spettacolo! Delfini, ragazzi! Delfini a Lignano!
andava a caccia di gustosi calamari quando ha visto alcune pinne dorsali spuntare dall'acqua. È iniziato così l'eccezionale avvistamento che Matteo Gasperina, pescatore sportivo di Pordenone, ha fatto domenica scorsa nelle acque di Lignano Sabbiadoro. Erano circa le 10 quando davanti a lui ha potuto ammirare non uno, non due, bensì una trentina di delfini, mentre nuotavano in gruppo alla ricerca forse di correnti marine più pescose e rigeneranti. Matteo non ci ha pensato un secondo, solo sulla sua imbarcazione si è avvicinato lentamente e ha filmato il banco mentre procedeva verso l'orizzonte, chi saltellando, chi in apnea. Mi sono avvicinato a questo branco di delfini che ho stimato circa una trentina di esemplari, forse anche 40. Ho notato che gli esemplari più grossi erano dietro, come da copertura agli esemplari più piccoli. Difatti me ne è saltato uno fuori a fianco alla barca e io sono restato anche sorpreso perché ho detto ragazzi, sono veramente grandi. L'incontro ravvicinato con i cetacei è avvenuto a circa 3 miglia dalla costa friulana. Come sospettato dai ricercatori dell'area marina protetta, quasi sicuramente si tratta del gruppo di tursiopi seguiti dai colleghi sloveni di Morigenos, un insieme di mammiferi marini considerato ormai stanziale nelle acque del Golfo di Trieste al largo di Pirano. Da lì probabilmente parte della famiglia si è allontanata avventurandosi nelle acque lignanesi. Comunque è stato uno spettacolo bellissimo, un'emozione fantastica, che alla mare ne abbiamo presi veramente pochi, però è stato veramente una domenica appagante. Il telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia dei programmi di Telefriuli. Grazie di essere stati con noi, buona serata.